4 giudecchini sono stati arrestati al termine di un'indagine effettuata dai carabinieri di Venezia e ora si trovano nel carcere di Santa Maria Maggiore. Sono responsabili di 3 rapine, 2 alla Giudecca, l'altra nel supermercato Conad di Dorsoduro. 2 rapine sono state commesse ai danni di cittadini privati, mentre un'altra è stata commessa ai danni di un supermercato. Gli episodi sono stati perpetrati tra i mesi di ottobre e novembre dello scorso anno e i carabinieri di Venezia immediatamente si sono messi ad indagare per identificare i soggetti autori dei 3 episodi delittuosi. I 4, classe 79, 84, 88 e 92, hanno già precedenti. Tra loro c'è anche il 33enne Damiano Perissinotto. Uno dei 4 arrestati dai carabinieri di Venezia è stato riconosciuto già quale autore di una tentata rapina perpetrata durante lo scorso carnevale ad un turista nel centro storico di Venezia. Gli episodi alla Giudecca avevano lo stesso modus operandi. La sera del 22 ottobre i 4 hanno seguito un uomo di mezza età aggredendolo vicino alla fermata Palanca. L'hanno picchiato e derubato di 1.000 euro. Il 10 novembre, a metà mattinata, hanno pedinato un 70enne e all'altezza dell'imbarcadero Zitelle l'hanno spinto a terra. Sapevano che aveva con sé molti soldi perché era impegnato in un giro di raccolta contanti dalle slot machine degli esercizi pubblici della zona e gli hanno portato via il carrellino con 10.000 euro. Solo a uno di loro viene contestato anche il terzo episodio, la rapina del 15 ottobre, quando è entrato al Conad delle Zattere e ha minacciato un dipendente col coltello facendosi consegnare 50 euro.